Sarà stata la responsabilità o il peso del danno arrecato, o probabilmente anche l'attenzione mediatica rivolta, che oggi l'automobilista responsabile del danno alla ciclabile si è presentato presso la nostra polizia locale per ammettere la responsabilità e per mettersi a disposizione dell'autorità e dell'ente comunale per tutte le necessità che ne derivano. Affida nuovamente ad un post sui social l'aggiornamento su quanto accaduto il 31 dicembre il sindaco di Ponzano Antonello Baseggio. Il primo cittadino, sempre su Facebook, aveva denunciato l'episodio raccontando di un automobilista che aveva perso il controllo del suo mezzo, abbattendo parte dei paletti che delimitano la pista ciclabile che collega il comune a Treviso. Solitamente molto frequentata, fortunatamente in quel momento non era attraversata né da ciclisti né da pedoni. L'uomo dopo l'incidente si era allontanato, ma il SUV era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Il 45enne, residente in un comune limitrofo, in mattinata si è presentato al comando della locale, ammettendo le proprie responsabilità e mettendosi a disposizione per risarcire i danni provocati.